Allora, visto che comunque cerchiamo di volgere in positivo, no? Di guardare anche in positivo, perché questa di Giro Gustando, che coinvolge diversi ristoratori, è un'iniziativa positiva e costruttiva, è un modo per dire voglio agganciarmi alla ripresa, perché i segnali di ripresa ci sono, dobbiamo dirlo, vedere un po' di ottimismo, no? E comunque cercare di superare la crisi, in un modo o nell'altro adottare strategie, innovandosi, proponendosi in modo diverso, confrontandosi, facendo benchmarking in senso aziendale. E quindi guardando dei dati anche positivi cosa possiamo vedere? Ma uno dei dati positivi che dovrebbe incidere su Padova, sperando le cose proseguano, sono i due grandi lavori che sono previsti nel nostro territorio, che sono quelli del nuovo ospedale e quelli del tram. Sicuramente questi potrebbero portare a dei, come dire, a un impatto positivo in generale su tutto il territorio. Sempre ricordando quella famosa formulina di calcolo del PIL, dopo i consumi l'altro elemento è la spesa legata all'infrastruttura, a queste cose qui, Certo. quindi sicuramente 700 milioni di euro di lavori che dovrebbero arrivare sul nostro territorio sono un dato positivo, sia per quella che sarà poi la capacità di generare tutto l'indotto, sia appunto anche per la capacità di generare i consumi. Ci aspettiamo un terzo dato positivo dalle banche, perché l'altro elemento che sostiene il PIL sono gli investimenti da Sì. parte delle imprese, e gli investimenti dipendono dal credito, quindi questo ci auguriamo possa in futuro. Rispondono in qualche modo gli istituti di credito, perché anche voi avete avuto delle sollecitazioni Sì, per molti operatori del settore che chiedono un po' ma di respiro. sicuramente non è un periodo facile neanche per loro. Diciamo che tutta questa politica di austerity è fatta per sostenere soprattutto loro. Speriamo che, insomma, una volta che si sono sistemate attraverso anche gli strumenti che le associazioni, che Confesercenti mette a disposizione con i consorzi fidi, con queste cose, si possa dare un forte impulso alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese. In questo momento c'è anche in atto in tutte le regioni, quindi anche nella nostra, la discussione sui prossimi fondi strutturali. Discussione sui prossimi fondi strutturali, quindi sulla prossima programmazione europea, che vuol dire anche in questo caso sostegno agli investimenti delle imprese, per cui degli scenari positivi ci sono. Non ultimo quello del turismo. Che anche questo è un aspetto importante. I dati presentati per la nostra provincia sono molto positivi. Ho qui alcuni dati, si parla di più 5,76% negli arrivi e soprattutto più 3,3% nelle presenze in generale nella provincia. Sono Nella dati città di buoni. Padova si parla più 7% di arrivi, più 7,6% di presenze. Nell'area Terme Colli, che per anni è stata in sofferenza, si parla di più 3,99 sugli arrivi e più 1,1 di presenze. È chiaro, questo significa che c'è un aumento degli arrivi ma non proporzionale all'aumento delle presenze, quindi c'è gente che viene qui e sta qui per periodi più brevi. Però sicuramente questo è un segnale, e questo segnale a questo segnale per forza di cose noi dobbiamo agganciare tutto il mondo, il nostro mondo della ristorazione di qualità, attraverso iniziative appunto come quelle di Giro Gustando. Ecco, turismo, chiedo ad entrambi, avete dei riscontri? Zona Colli, zona Padova, e che tipo di esigenze per adeguarsi ai gusti del turista? Allora, noi lì a Torreglia siamo anche vicini al polo delle Terme Euganee, quindi i 20.000 letti che, come diceva Marco, hanno avuto si sono modificati anche loro nel loro tipo di lavoro negli ultimi 10 anni, cioè siamo passati a un 85% in zona termale di clientela tedesca o austriaca e francese che si fermava per 10-12 giorni, a un 15% di questo tipo di clientela, però abbiamo riscoperto gli italiani, abbiamo riscoperto la vacanza breve, quindi il weekend, quindi i 2 giorni, eccetera. Questo a favore dei ristoranti che sono lì attorno ha portato un beneficio. Perché? Perché chi viene in zona e sa che sta poco tempo fa anche una capatina in qualche ristorante lì attorno. Abbiamo anche il territorio lì nella zona, è molto bello, abbiamo avuto l'apertura di Villa Vescovi con il Sì, FAI, infatti, quindi anche quella è stata una bella chiamata per i turisti, per noi che siamo a Torreglia. Sì, non è male, insomma, diciamo che rispetto a qualche anno fa per fortuna si respira. è intervenuto un po' il turismo a tamponare quel deficit che magari ha lasciato il nostro cliente perché si muove un po' meno, insomma, quindi
direi che non è stato male questo, nonostante stiamo soffrendo un po' anche noi di questa recessione. Infatti. Voi? Beh, noi Bacino Padova, quindi un po' sì, più noi la città, particolare. esatto, sì, Quindi... diverso. Dobbiamo ringraziare i turisti perché stranieri in particolare, anche se questo tipo di turismo, questo tipo di straniero che viene oggi è completamente diverso dall'ospite che veniva anni fa, nel senso cioè? che Che senso? un tempo avevamo solamente, non so, tedeschi in particolare, qualche inglese, giapponesi, compagnia bella. Adesso è molto cambiato, la provenienza del turista è molto cambiata. Abbiamo per esempio arabi, abbiamo turchi, abbiamo russi, cioè gente che fino a pochi anni fa non la vedevi mai. E questo cosa ha comportato? Ha comportato una strategia di comportamento da parte nostra completamente diversa, perché mentre il tedesco conosce la cucina italiana perché il tedesco si documenta, poi con l'Italia c'è sempre questo rapporto che dura da anni a norum, quello che viene dall'Arabia, quello che viene... Non ha più pallida idea. Sì. E non solo, perché loro hanno proprio un metodo di porci a tavola completamente diverso dal nostro. Tutto sul tavolo. O tutto sul tavolo o mangiano una cosa. Questo comporta anche... E restano insoddisfatti se è scarsa. Comporta anche da parte nostra capire la loro esigenza, cioè non andare lì, non prendere l'antipasto, cioè non devi chiedere niente, ti dicono loro una roba sola. Poi c'è un aspetto molto molto importante, cioè questa gente non beve. Sì. Cioè, non beve niente, beve acqua minerale, compagnia bella. Qualche bottiglia la bevono i russi, i tedeschi, eccetera. Questo è un aspetto molto negativo per noi perché la bottiglia del vino a tavola era per noi una bella risorsa. Un elemento di forza. Invece adesso anche questo capita con gli italiani perché se devono uscire con la macchina evidentemente non possono bere, allora vendendo il vino a calice non è che vai molto lontano, no Fabio? Però le esigenze sono queste e bisogna comunque adeguarci. Comunque grazie agli stranieri devo dire che molte volte il nostro ristorante è pieno l'80% di stranieri, quindi questo conferma i dati che Marco ha appena accennato in maniera ancora esponenziale per quello che ci riguarda. Noi siamo veramente stupiti, dei giorni abbiamo quasi solo stranieri. Sì, Ed è una cosa molto bella da una parte, però ti fa pensare che gli italiani vengono meno. Tanto meno. E dall'altra parte c'è questo risvuoto negativo che nella tua testa ti gira, di come mai gli italiani non ci vengono, lo sai perché non vengono gli italiani. Sì, perché effettivamente è anche un discorso di strategia prezzi a questo punto sì, che va a giocare, però i nostri servizi sono costosi, noi abbiamo un costo del lavoro che, lo dicono, cioè, si sa, è enorme. Sì, ma poi ci sono tanti fattori, voi le fotografie dopo che ti fanno le macchine grosse vicino ai ristoranti, voi, quelle situazioni che mettono il cliente che potrebbe in una situazione di disagio perché deve rischiare, non rischia, non ci va. Abbiamo avuto degli esempi di nostri colleghi che hanno avuto ispezioni della finanza durante il servizio, cioè chi è che va più in quel ristorante? Ha paura, non ci va più. Questi sono fattori negativi che io non so perché si facciano e qual è lo scopo finale, cioè gli evasori... Anche perché si è registrati dappertutto, basta partire dagli elenchi. Esatto, cioè, per sapere di chi è quella macchina, guardi la targa e sai di chi è la macchina, no? È una società, benissimo, sì. La società avrà un presidente, avrà qualcuno che partecipa a questa società. Cioè, secondo noi, io penso che Fabio la pensi come me, queste qui sono azioni che disturbano e infatti si vedono gli effetti. Cioè, bisognerebbe farle senza creare del terrorismo esatto. Cioè tu metti che il cliente che si trova a tavola, magari a tavola con l'amorosa e gli viene la finanza, perché capita anche questo, no? Quello lì si spaventa, non uscirà mai più in quel ristorante lì. Ecco, allora questo qui è un esempio di cose che a nostro avviso non andrebbero fatte, anziché dare, cioè ci sono gli evasori, perfetto, che si trovino gli evasori, ma non con questi metodi qui, ci sono 1000 metodi per, ecco, questo qui è deleterio, però ripeto, ormai siamo in questa situazione, tutti quanti siamo in questa situazione, si è estesa macchia d'olio. Sì, esatto, si cerca un po' dappertutto e quindi anche noi siamo sotto tiro, però cosa vuole? Il cliente esce sempre con la ricevuta, c'è poco da fare, perché ormai tutti vogliono la ricevuta. Quelli che vengono abitualmente sono tutte aziende, tutta gente che scarica, quindi è gente che la chiede, anche se tu non la vuoi fare, per dire, no, così. Invece
questo eccesso di controlli ha sicuramente prodotto un danno anche a noi, insomma, ecco. Però dall'altra parte consoliamoci con gli stranieri, ecco, quelli pagano carte di credito, quindi per forza dico, vede, gli evasori, io l'80% noi nel nostro ristorante fai carta di credito, voglio vedere dove vadi, non lo so, dov'è che vadi, Fabio? Nessun posto. Ecco. No, dobbiamo abituarci proprio a questo cambio. Una volta avevamo i nostri clienti fissi, i clienti fissi ci sono ancora, un po' meno, siamo in tantissimi, quindi anche i clienti fissi girano un po' di Cambiano. più, ma dobbiamo, come fossimo, cioè se noi avessimo un ristorante a Dubai o a Singapore, avremmo chi ci viene a trovare una volta solo nella vita o una volta all'anno, quindi dobbiamo anche su quello aprirci un po' a far voglia di venirci a trovare alla gente. Sì. C'è più gente di passaggio, c'è il mordi e fuggi, c'è più gente che si muove, non abbiamo più quel lavoro di una volta che era concentrato sul cliente fisso, sul cliente che stava 10 giorni ad esempio a Padova per fare le terme e vedere qualcuno, e vedere tutte le belle cose che abbiamo a Padova, Scrovegni eccetera, quindi è cambiato anche quello lavoro, è cambiato tanto e bisogna sforzarsi di essere al passo con i tempi, insomma, la globalizzazione. Infatti, questo comunque è un esempio di riuscire a fare delle proposte interessanti e accattivanti anche per il locale. La promozione quanto può contare? Quindi anche i nuovi mezzi, gli acquisti online, il web, gioca oppure no? Perché voi anche su questo... In questo momento gioca tantissimo perché molto viaggia sulla rete. Noi abbiamo fatto anche quell'evento con TripAdvisor per sollecitare, un anno fa credo ormai, per sollecitare a prendere in considerazione l'utilizzo e l'attenzione a questi mezzi, perché se sono dei mezzi di comunicazione implicano anche una comunicazione adeguata. Perché sennò perdono di credibilità. C'è anche lo stesso TripAdvisor della situazione, va detto che in alcune località d'Italia è abusato ed non è credibile, perché tutti si forgiano del TripAdvisor, poi vai e oggettivamente dici sti 4 pallini dove li hanno, come fanno ad averli messi, no? Perché c'è obiettivamente e ci sono borghi che vivono gli amici dei parenti e queste cose qua. No, è chiaro che c'è, è uno strumento utilizzato, penso che molti di noi sull'iPhone hanno scaricato quell'iconcina assieme magari ad altre iconcine, è uno strumento che è utilizzato. Sicuramente la rete è uno strumento che serve per la promozione. Con i ristoranti Giro Gustando stiamo ragionando anche alla costruzione di un progetto formativo che possa mettere assieme anche un po' tutte queste esigenze. Bisogna tenerne conto, come si diceva prima, i tempi sono cambiati anche rispetto alla comunicazione, forse magari si riesce anche, tra virgolette, a promuovere bene l'azienda, il ristorante, quello che si vuole promuovere, magari utilizzando anche questi strumenti in modo intelligente, magari si riesce anche a risparmiare rispetto a quelli. Sì, no, ma infatti questo senza dubbio. Quali sono le prossime iniziative che voi intraprenderete, terminato naturalmente questa di Giro Gustando? No, a livello questo c'è il Festival del Baccalà che è bellissimo, e proprio questa è una gara, che è molto... Che è lo stesso... Sì, molto bella. Perché ogni ristorante partecipante, perché siamo 28 mi pare. 28 ristoranti da tutto il nord-est. Ecco. Ma quindi ogni ristorante ha una serata? Sì, noi abbiamo una serata dove presentiamo dei piatti innovativi sul baccalà che facciamo noi, sempre restando in evidenza il baccalà, chiaro. E parte da quando questa iniziativa? Partita la settimana scorsa. Ecco. È già partita. E c'è una giuria che viene negli 28 ristoranti, la stessa giuria, e analizza i piatti. Quindi deve fare una valutazione comparata. Fa una valutazione e ne sceglie 6, mi pare, no? 6. Sceglie 6 finalisti che andiamo da ballotta a scannarci. Quindi la serata finale sarà proprio da voi. L'anno scorso abbiamo avuto fortuna di partecipare per un pelo. Proprio per un pelo. Noi non dichiariamo mai, anzi non noi ma la commissione, non dichiara mai chi è arrivato secondo. Però io vi dico che davvero per un pelo non è arrivato primo. Quindi che soddisfazione, un tortellino particolare, buonissimo. Questo festival è composto, cioè è fatto per chi propone dei piatti
piatti innovativi con il baccalà, quindi lo stocca fisso, Sì, il pesce bastone, oppure il baccalà fresco, oppure il baccalà che si conserva mettendolo sotto sale, quindi dopo la dissalazione, eccetera. Sono venute fuori delle cose incredibili, è stato fatto anche un libro, perché davvero con 28 ristoranti, se moltiplichi per 3 o 4 ricette ognuno, abbiamo visto delle cose incredibili. Ci sono stellati, ci sono persone anche importanti che partecipano, Gelius o qualcun altro, quindi abbiamo visto davvero delle cose bellissime, che poi il fior, che sono 5 o 6 piatti, vengono portati alla finale, che vi ripeto sarà il 4 dicembre da Ballotta, la ospito da 3 anni. Che giorno della settimana è? È un mercoledì. E quindi sarà di sicuro entusiasmante e bello anche quest'anno. Beh, dai, benissimo. Sì, è bello perché saltano fuori dei piatti veramente interessanti. Davvero interessanti, anche su quelli, come dicevamo prima, molti ristoranti, l'avevamo messo anche come clausola al concorso, molti ristoranti lo tengono o tutto l'anno il periodo che sia riferito all'ingrediente. Quindi è molto bello. Volevo fare una piccola parentesi: il nostro piatto che abbiamo presentato l'anno scorso diventerà il piatto del buon ricordo a partire da un mese. Ah, beh, questo tortellino famoso. Sì, è un tortellone molto interessante, si ripiena con del baccalà su una crema di fagioli borlotti profumati al rosmarino, e lardelli di prosciutto crudo saltati sopra e anelli di cipolla, e qui che siamo caduti, anelli di cipolla infarinati e fritti. Beh, caduti, ci sono fantastici. Siamo caduti perché si sono rotti gli anelli, perché per 250 persone erano troppi. Benissimo, allora in bocca al lupo, buon appetito a tutti, grazie Confesercenti Padova, Giro Gustando, un'iniziativa di gusto per agganciare la, speriamo, ripresa. Buon proseguimento, grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi, buongiorno.